500 migranti in attesa di toccare terra, alcuni sopravvissuti aspettano ancora l'assegnazione di un porto sicuro. La Casa del Beato Livatino sarà un museo, questo è il progetto della regione che l'ha acquisita. La Sicilia da lunedì in arancione, le terapie intensive hanno sforato i parametri, il 77% dei ricoverati è un Novax. Ripartenze stop nei campionati, partite a singhiozzo a causa del Covid. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. 500 migranti attendono in mare di poter toccare terra. Assegnata a Lampedusa come porto sicuro alla nave Marionio, restano in attesa però di sapere dove andare i sopravvissuti a bordo di Geo Barents. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. La nave Mare Ionio, ancorata da ore davanti al porto di Lampedusa con 208 persone a bordo soccorso in mare nelle ultime ore, chiede alle autorità italiane l'assegnazione di un porto sicuro di sbarco. Lo segnala la ONG Mediterranea Saving Humans. Scella Melosu, capocommissione della Mare Ionio, ha lanciato un appello in un video pubblicato sui social. Tutte le persone che abbiano a bordo sono stremate, al limite delle loro forze, scappano dai campi di concentramento libici e portano addosso le conseguenze, le violenze, le torture fisiche e psicologiche. Oggi abbiamo provveduto, continua la responsabile della missione di Mediterranea, a fare 2 evacuazioni mediatiche di urgenza per 2 ragazzi che versano in condizioni davvero critiche. Riteniamo quindi da tenere per più di 20 ore dei naufraghi appena salvati in rada a poche miglia dalla costa sia un atteggiamento del tutto inaccettabile. Restano ancora in attesa di un porto di sbarco sicuro pure i 296 sopravvissuti a bordo di un'altra nave, la Geo Barents, che in poche ore ha condotto 3 diverse operazioni di soccorso. Gli ultimi 100 migranti erano a bordo di un barcone sovraffollato e instabile. Intanto nella struttura, a fronte di una capienza di 250 posti, nell'hotspot si trovano attualmente 570 persone in poco più di 24 ore sulla più grande delle Pelagie. Dopo settimane di tregua dovute alle condizioni cattive del meteo, sono approdati oltre 500 migranti. Tutte le persone che abbiamo a bordo sono stremate, al limite delle loro forze, scappano dai campi di concentramento libici e portano addosso le conseguenze, le violenze e le torture fisiche e psicologiche. Stamattina alle 11 abbiamo provveduto a fare 2 medevac per 2 ragazzi che vertivano veramente in critiche condizioni. Riteniamo che tenere per più di 20 ore dei naufraghi appena salvati in rada a poche miglia dalla costa della terra sia un atteggiamento del tutto inaccettabile e inumano. Abbiamo a bordo dei bambini anche molto piccoli, di pochi mesi di vita. È per questo che chiediamo con la massima urgenza un porto sicuro dove sbarcare nel minor tempo possibile tutte le persone a bordo. I carabinieri di Ramacca, coadiuvati dai colleghi del nucleo radiomobile di Palagonia, hanno arrestato in flagranza di reato un 71enne del posto in quanto gravemente indiziato del reato di sequestro di persona. La condotta posta in essere dal 71enne sarebbe stata originata dalla sua gelosia morbosa a causa della recente convivenza intrapresa con un uomo dalla figlia 37enne, cosicché nel ben mezzo di un pranzo domenicale sotto la minaccia di una pistola l'avrebbe costretta a seguirlo, allontanandola dalla propria abitazione di Ramacca e le avrebbe anche precluso qualsiasi contatto con l'esterno. La tempestiva segnalazione del convivente e del fratello della donna, entrambi seriamente preoccupati per l'incolumità della stessa, nonché la prontezza d'animo della vittima riuscita, nonostante la stretta vigilanza attuata dal padre, a inviare un SMS d'aiuto dal proprio cellulare, hanno consentito ai carabinieri di localizzare e raggiungere un'abitazione sita nel comune di Santa Anastasia.
dove hanno fatto irruzione individuando il nascondiglio dove l'anziano, che già aveva provveduto a reperire beni di prima necessità, pensava evidentemente di permanere e persistere nella sua condotta delittuosa, verosimilmente per dissuadere la figlia dalla sua scelta sentimentale. Soltanto il giorno successivo, all'esito di ulteriori ricerche dei carabinieri di Ramacca, in un agro del comune di Belpasso è stata ritrovata occultata in una scatola interrata l'arma utilizzata dall'uomo per commettere il delitto, una pistola semi-automatica del modello Beretta calibro 7,65 non censita e priva di matricola, completa di un caricatore pieno e con il colpo in canna. Il 71enne è stato associato nell'immediatezza presso il carcere di Catania, Piazza Lanza, e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari dall'autorità giudiziaria all'esito dell'udienza di convalida. Cerimonia solenne di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022. Vediamo. L'Italia tenta di uscire dalla pandemia, di ripartire, ma Cosa Nostra e non quella delle coppole e delle lupare, ma quella ben vestita che acquisisce anche aziende all'estero e ripulisce denaro derivante per lo più dal traffico della droga, sarebbe pronta ad accaparrarsi la sua parte. La mafia imprenditrice, come emerge dalla relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. La cerimonia si tiene questo sabato 22 al Palazzo di Giustizia del presidente della Corte d'Appello Mattea Frasca non mostra segni di cedimento. Contestualmente però sembra che i boss abbiano puntato a rafforzare la loro funzione sociale, ovvero a garantire i diritti di coloro che vivono nei loro quartieri, organizzando feste con cantanti neomelodici, gestendo anche l'occupazione abusiva di case popolari, litigi per soldi o questioni sentimentali. Nella stessa relazione la procura mette in evidenza un dato importante: è la prima volta che si dice apertamente che c'è stato un notevole incremento delle denunce da parte delle vittime di estorsione, caratterizzate dalla volontà di collaborare senza riserve con la giustizia. La nota dolente è che questo è accaduto a macchia di leopardo. In alcuni mandamenti, infatti, come quello di Porta Nuova, ben 15 imprenditori, soprattutto del settore edile, hanno indicato compiutamente gli autori del reato. Altrove invece, come nella zona di Brancaccio, Ciaculli, si continua a tacere e a subire. La principale fonte di reddito dei boss resta ad oggi la droga, anche se i giri d'affare non hanno nulla a che vedere con i periodi in cui si raffinava l'eroina a Palermo e la si esportava in tutto il pianeta. Ma la procura rimarca come lo smercio di stupefacenti sia strettamente legato alla domanda da parte degli acquirenti e dunque a problematiche sociali e culturali che certamente non possono essere risolte soltanto con l'azione repressiva da parte dello Stato. Nonostante il martellamento costante delle operazioni antidroga, si dice ancora nella relazione, a parte un modesto rallentamento nel periodo più acuto della crisi pandemica, il traffico di droga non conosce crisi, anzi appare in netta espansione. I mafiosi hanno inoltre rafforzato la loro funzione sociale per mantenere il controllo del territorio di riferimento ed allargare la base del consenso necessario, al pari della forza di intimidazione per la sopravvivenza stessa dell'associazione criminale. Infine, l'ufficio, così è ancora scritto nella relazione, è riuscito a prevenire 2 omicidi di mafia in fase ancora di progettazione, pur tenendo conto del basso profilo mantenuto da Cosa Nostra negli ultimi anni, fatta eccezione per il mandamento mafioso di Belmonte Mezzagno. Ciò manifesta la costante ed incisiva attività svolta dalla magistratura e dalle forze dell'ordine nel controllo delle dinamiche mafiose nella provincia di Palermo. C'è solo un reato che nel distretto giudiziario della Corte d'Appello di Palermo è praticamente sparito: la lottizzazione abusiva, passata da 301 casi ad appena 3 in un anno. Se è vero che sono diminuiti anche gli omicidi e le morti bianche, lo stesso non si può certo dire per quelli colposi che derivano da incidenti stradali
vaccinali cresciuti di un quarto. Si ammazza di meno, ma si perseguita di più, e questa è la sintesi brutale che si potrebbe ricavare dai dati. Gli omicidi sono infatti diminuiti del 26%, passando da 50 a 37, di cui 8 ai danni di donne. Ed ancora, tutti i reati contro il patrimonio sono tendenzialmente in calo, effetto lockdown, ma in realtà sono proprio quelli che registrano il maggior numero di denunce. I furti sono calati sì del 12%, ma se ne commettono comunque quasi 67 al giorno, a dispetto delle previsioni legate alle difficoltà provocate dall'emergenza sanitaria sulle attività commerciali. Un drastico calo lo segna anche l'usura, tuttavia non accennano a diminuire le frodi comunitarie. La relazione del presidente Frasca si apre con una citazione di Piero Calamandrei, e il magistrato non manca di ringraziare puntualmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ormai al termine del suo settennato. Ultima nota: il rimarcamento del modello Falcone. La casa in cui ha vissuto il giudice Rosario Livatino a Canicattì sarà acquisita dalla regione siciliana, diventerà una casa museo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Arriva il via libera per l'inserimento nella rete regionale Casa Museo della casa del giudice Rosario Livatino. A comunicarlo è l'onorevole Giusy Savarino, che afferma come un plauso per averne riconosciuto l'alto valore simbolico e culturale. La giunta regionale si è espressa quindi favorevolmente. La casa del giudice di Rosario Livatino verrà acquisita al patrimonio pubblico, entrando a far parte della rete regionale Casa Museo. Il circuito, pensato e voluto dal governatore della Sicilia Nello Musumeci, ha lo scopo di mettere in collegamento le strutture museali legate a personalità del mondo della cultura di origine siciliane con uno stretto legame artistico con l'isola. Una decisione che senz'altro porterà alla casa del beato giudice Livatino la valorizzazione e la fruibilità che merita, rendendola un polo d'attrazione per il turismo culturale. Affermarlo l'onorevole Savarino, che prosegue come: ringrazio il presidente Musumeci per questa ulteriore prova di grande sensibilità, per avere riconosciuto l'alto valore simbolico nella storia di un uomo che ha segnato non solo la mia storia personale, ma anche quella di tutti i siciliani, che di legalità da seguire concretamente. Io stessa, continua la Savarino, ebbi il grande privilegio di conoscerlo durante una sua visita nel nostro comune, liceo a cui custodisco gelosamente il ricordo, un esempio di grande umanità e di profonda dedizione allo Stato, che da oggi potrà essere conosciuto più intimamente nei luoghi che gli furono cari. Ricordiamo che Livatino fu proclamato beato lo scorso 9 maggio ed era legato alla sua casa di Canicattì, dove ha vissuto fino alla morte. Da quella casa ogni giorno si recava al tribunale di Agrigento attraverso la strada statale 640, dove poi è stato assassinato. La Sicilia si avvia all'arancione. Musumeci commenta: sforzi vanificati dai non vaccinati. I dettagli nel servizio. Il ministro della Salute Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato la nuova ordinanza. La Sicilia da lunedì diventerà zona arancione. L'isola ha sforato tutti e 3 i parametri che determinano il cambio di colore: incidenza, ricoveri ordinari e terapie intensive. Nessuna variazione di rilievo per i possessori di Super Green Pass, restrizioni in arrivo invece per i circa 560.000 che hanno deciso di non immunizzarsi. I non vaccinati non potranno spostarsi dal proprio comune se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute. E dal 1 febbraio scatterà la normativa introdotta dall'ultimo decreto dell'obbligo vaccinale per gli over 50, che ha dettagliato anche dove non sarà richiesto il Super Green Pass, ovvero le poche attività esenti dal richiederlo. La zona arancione l'aspettavamo da una settimana, ha affermato il presidente della regione Nello Musumeci, perché quello che conta è il numero di ricoveri nei reparti di terapia intensiva e subintensiva, e il 77% di quei posti letto è occupato da persone non vaccinate che, voglio augurarmi, si possano convincere alla necessità di ricorrere alla scienza. Al tempo stesso, ha aggiunto il presidente della regione, debbo però dire con piacere che sta crescendo il numero di primi vaccini, segno evidente che qualcuno si sta convertendo. Se riuscissimo a passare dall'attuale 88 al 95% di vaccinati con una sola dose, avremmo raggiunto un risultato assai significativo.
Allora, l'aggiornamento sulla situazione pandemica nella nostra provincia, questa volta lo iniziamo con i numeri del Pachiderma. Riportandoci indietro di un mese, il 19 dicembre, avevamo 1089 positivi nella nostra provincia, il 19 gennaio, quindi avanti ieri, ne abbiamo 15.595. Capite bene la mostruosità del dato e il numero di persone che siamo riusciti questi sono solo quelli che siamo riusciti a testare, perché ovviamente tutti noi siamo convinti che il numero di positivi è ben superiore, quindi questo deve farci stare massimamente allerta, ma nello stesso tempo a me dal punto di vista sanitario mi conferma quello che vi dicevo volta scorsa. Mentre l'anno scorso lavoravamo la mia preoccupazione era ogni numero di positivo che usciva, pensavo al 10% di posti letto da preparare, quindi ci allertavamo tutti, direttori sanitari, operatori medici, per approntare i posti letto. Capite bene che su 16.000 persone, se dovessimo approntare 1.600 posti letto, non ce l'abbiamo neanche in tutta la rete della provincia, non ci sono in tutta la provincia, quindi per fortuna l'impatto sugli ospedali è ridotto di questo virus. Sto dicendo benedetto Omicron, ma ovviamente non è l'aggettivo giusto per un virus, si rimane sempre purtroppo maledetto, ma ce l'abbiamo fra noi. Abbiamo nella medicina di Ribera abbiamo 38 posti su 42 occupati, mentre ne abbiamo 5 su 10 occupati in terapia intensiva a Ribera. Alla medicina Agrigento abbiamo 27 su 30 occupati e 6 su 4, quindi il direttore della rianimazione di Agrigento ha dovuto affrontare ulteriori 2 posti letto di terapia intensiva. Quindi, allora, questi sono numeri reali, no? Capiamo tutti che la pressione sugli ospedali non si è allentata, anzi non è cresciuta, quindi l'appiattimento, voi sentite al giornale l'appiattimento della curva. Allora, non allentiamo per favore in questo momento, perché sennò si riparte così come abbiamo fatto durante le vacanze di Natale, che noi all'ASP, chi lavora in sanità non si è accorto che ci sono state le vacanze di Natale. Io non me ne sono accorto, figuriamoci chi è stato in prima linea alle notti e tutte cose. Io vi dico che quest'anno il Natale non ho avuto modo di poterlo apprezzare serenamente, e quindi tutti i nostri operatori pensate come hanno lavorato. Allora, quindi il messaggio importante è: la curva si è appiattita, è vero, però non ha allentato la morsa sugli ospedali. Poi, sempre guardando i dati, vi rendete conto che ci sono le terapie intensive sostanzialmente sotto attacco, perché abbiamo dei numeri importanti, e le terapie intensive ci sono dei soggetti più giovani. Dobbiamo capire perché. Ci sono anche dei soggetti più giovani perché i giovani non sono ancora coperti con la terza dose. La maggior parte hanno fatto la seconda e stanno adesso proseguendo. Adesso con l'obbligo vaccinale abbiamo un numero di dosi, cioè le persone si stanno andando a fare vaccinare. Ci sono questi giovani che sono di solito i nostri ragazzi dai 12 ai 30 anni che hanno perso tempo, sono partiti tardi o comunque sono partiti tardi per disposizioni normali e non hanno la terza dose. Sappiamo per certo che la terza dose ti protegge dalla terapia intensiva, e quindi in terapia intensiva oggi abbiamo una percentuale maggiore di giovani, per il motivo che vi ho detto, la mancata copertura con la terza dose, e gli anziani che ci sono o i non vaccinati o i polipatologici, cioè quelli che hanno molte patologie. Passiamo all'ultimo punto di questo aggiornamento, che sono il numero di vaccini. Il numero di vaccini continua a mantenersi su numeri abbastanza importanti, 35.000 vaccini totali, di cui quello che vi vorrei dire è importante è la vaccinazione, il numero di prime dosi, perché abbiamo in una settimana, questo dato che ho io è dal 13 al 19, dove abbiamo 34.291 dosi somministrate in totali, abbiamo quasi 5.000 prime dosi, quindi abbiamo detto addio a 5.000 Novax. E se mi permettete, in tutta questa analisi che viene fatta settimanalmente, questo è il dato più importante, perché questo sommato a quelli di prima siamo quasi a 15.000 Novax in meno nella nostra provincia, che su 50.000 mi sembra un numero abbastanza importante. So anche che non si proseguirà a questo ritmo, perché
Nella prima fase si vaccinano anche i Novax, la maggior parte è gente che ha paura, e vi dicevo, noi rispettiamo la paura, però questa paura va commisurata a rischio-beneficio. Se il rischio di prendere una malattia e di morire chiaramente è importante e il beneficio di un vaccino, farsi un vaccino è altrettanto importante, allora fatti il vaccino, riduci il rischio della malattia. Il ragionamento che va fatto è proprio questo, e quelli che l'hanno fatto, a cui va il mio applauso e i complimenti, sono quelli che poi alla fine, piuttosto che la paura e la certezza di non morire, di non andare a finire in terapia intensiva, ovviamente intelligentemente hanno optato per questo. La CGIL ha lanciato un grido d'allarme perché vive il palazzo e all'interno del palazzo vive con i lavoratori. I lavoratori hanno manifestato più volte delle deficienze dal punto di vista organizzativo dell'amministrazione, nel senso che, come voi potete ben constatare, siete entrati, non vi ha controllato nessuno vi ha chiesto il Green Pass, tutti i cittadini che entrano, molti addirittura senza mascherina, non c'è controllo. Purtroppo negli uffici ci sono molti casi di Covid, spesso e volentieri, per cui i lavoratori hanno dei problemi nei vari uffici, perché chi entra da fuori, gli utenti entrano direttamente senza mascherina e creano dei problemi. Quindi la CGIL si è fatta garante nei confronti dei lavoratori di porre in essere tutte quelle azioni che facciano sì che l'amministrazione ponga in essere tutte quelle azioni atte a tutelare la salute dei dipendenti. Avete avuto una risposta dall'amministrazione già su questo tema o ancora attendete? No, qualche risposta c'è stata, perché il direttore generale ha già detto, per esempio, che alla nostra richiesta per quanto riguarda le mascherine FFP2 hanno già fatto l'acquisto, quindi le prime, nel momento in cui dovessero arrivare, le consegneranno ai lavoratori. Faccio presente pure che non era un obbligo, perché a tutt'oggi la normativa vigente parla di mascherine anche chirurgiche nei vari uffici comunali, però diciamo è detto da tutti che le mascherine specifiche sono quelle che danno maggiore sicurezza per i lavoratori. Per questo abbiamo chiesto che l'amministrazione faccia un acquisto diverso da quello che aveva fatto fino adesso. C'è un problema di sicurezza, ma c'è anche un problema di poter garantire dei servizi, perché nel momento in cui ci sono dipendenti che si trovano a casa per Covid, sappiamo tutta la trafila che riguarda la quarantena, spesso tempi lunghi, questo significa che la presenza dei dipendenti negli uffici si riduce e questo poi incide non soltanto sul lavoro di chi rimane, ma anche sui servizi che in questo momento l'amministrazione eroga al pubblico. C'è un duplice aspetto da questo punto di vista, perché la carenza dei dipendenti a causa di Covid è un conto, ci saranno circa una forbita da 25 ai 40 dipendenti per ora col taglio Covid, e ovviamente già in una situazione precaria come quella del Comune di Messina, che per scelta politica ha ridotto la dotazione organica, ha fatto sì che nel piano del fabbisogno 2022-2024 non si facesse nessuna assunzione. Noi faccio presente che le tabelle ministeriali nel rapporto abitanti e dipendenti pubblici davano come dotazione organica del Comune di Messina 2029 unità. Il sindaco e la sua giunta hanno deciso invece di dimezzare la dotazione organica a 1300. Di questi 1300 in servizio ce ne sono circa 1040. Quindi ci sono dei problemi ovviamente di erogazione dei servizi e che di fatto che creano problemi ai cittadini, all'utenza. Perché non è vero che quello che viene detto, che i dipendenti comunali non lavorano, è una vecchia storia, non esiste più. I dipendenti comunali erano dei servizi, fermo restando che ci può essere sempre qualcuno che di fatto non ottempera i propri doveri da dipendente, ma questo ci sono le sanzioni disciplinari, c'è chi può prendere provvedimenti affinché il lavoratore debba lavorare, perché ripetiamo sempre noi che prima di tutto siamo cittadini, poi siamo dipendenti e poi nel caso nostro siamo sindacalisti, quindi è l'ultima, diciamo così, fase in cui i lavoratori e i sindacalisti lavorano, diciamo, spesso e volentieri più di tutti gli altri, che ne dica qualcuno.
Una pensionata di 78 anni è in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stata protagonista di un brutto incidente autonomo tra il quadrivio Spinasanta e Fondacazzo. Per motivi ancora da accertare, la donna a bordo della sua Ford Ka avrebbe perso il controllo andando a sbattere contro i guardrail. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena, poi il trasporto in ospedale con i medici che mantengono la prognosi riservata sulla vita. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica del sinistro. Tutti in fila per l'ultimo abbraccio a Pippo Flora, lacrime e commozione nella camera ardente allestita nel foyer del Teatro Pirandello ad Agrigento per l'ultimo saluto ad un artista stimato e amato. Eugenio Cairone. Camera ardente allestita nel foyer del Teatro Pirandello per Pippo Flora, un omaggio per l'uomo e l'artista, il maestro per eccellenza, onorato in quella che veniva considerata la sua seconda casa. Ad accogliere il feretro poco dopo le 14 il sindaco Franco Miccichè, gli assessori Picarella e Ciulla e il presidente della Fondazione Teatro Pirandello Alessandro Patti, il quale, commentando la scomparsa di Pippo Flora, ha detto: il destino ha voluto che mi ritrovassi a dare il commiato al grande maestro da presidente della Fondazione Pirandello. Non avendo ancora avuto il tempo di capire se si tratta di un segno benevolo o beffardo, rimane senza dubbio il fatto che oggi perdo fisicamente il mio maestro, mentore, padre spirituale e musicale. Assodato che continuerà ad avere sempre un posto speciale nel mio cuore, adesso più che mai, ha aggiunto Alessandro Patti, farò in modo che il suo immenso e straordinario patrimonio musicale venga tramandato alle future generazioni. Nel pomeriggio l'omaggio di Michele Guardì, arrivato da Roma per assistere ai funerali. Con Pippo Flora, ha detto il regista, se ne va un pezzo della storia di Agrigento. Per Guardì il maestro era considerato il fratello che non ha avuto, un ricordo toccante tra tanta commozione, che è stata la commozione di tutti. La squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, ha arrestato Faisa Aouari, 29enne residente nella città dei Templi, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, a margine di un'attività investigativa, hanno ritenuto fondato il sospetto che il giovane potesse detenere droga in casa. Così, coordinati dalla procura di Agrigento, hanno deciso di perquisire l'abitazione del 29enne. In casa sono stati trovati 85 grammi di cocaina, 30,6 grammi di hashish e 0,8 grammi di marijuana. Sono scattate dunque le manette per il giovane, che è stato posto agli arresti domiciliari. Ci sarà una sola società che gestirà gli aeroporti di Catania e Comiso. Inizia a prendere corpo il progetto che il governatore Musumeci ci ha auspicato già 4 anni fa. Vediamo. La fusione dei due aeroporti, Catania e Comiso, risponde ad un desiderio che il governo regionale ha espresso già al momento del suo insediamento. Noi speriamo di arrivare a un solo sistema. Mi piacerebbe leggere Aeroporti di Sicilia, con tutti e 6 gli aeroporti: Palermo, Catania, Birgi, Comiso, Pantelleria e Lampedusa. È una strada lunga da fare, però devo dirvi che Catania e Comiso hanno dimostrato concreta volontà di arrivare ad una fusione che non segna vinti e vincitori. L'unico che vince è il popolo siciliano e il territorio. Quindi è un inizio che spero possa essere emulato anche nella Sicilia occidentale. Dovremmo aggregare Lampedusa al sistema della Sicilia orientale e Pantelleria a quello della Sicilia occidentale. Avviene in tutte le altre regioni italiane, in nessuna regione ci sono 6 aeroporti con 6 società di gestione diverse. Noi siamo l'esagerazione dell'Italia, va bene, ma anche qui insomma, mi pare veramente esagerato oltre ogni limite. Dati Unioncamere Sicilia, bilancio positivo nel 2021. Vediamo.
Il tasso di crescita delle imprese siciliane nel 2021 si attesta all'1,63%, più che raddoppiato rispetto al 2020, quando era a più 0,78. La Sicilia nell'anno appena passato chiude con un saldo di più 7.701 aziende e si colloca al quinto posto nella classifica delle regioni italiane, alle spalle di Lazio, Lombardia, Campania e Puglia. Inoltre l'isola supera la media di crescita italiana, che si ferma a più 1,42%. Nel 2021 in Sicilia si sono registrate 22.915 iscrizioni, 15.214 cessazioni, il saldo, come detto, di più 7.701 per un totale di imprese registrate che ammonta a 478.967. Sono i dati di Movimprese relativi all'annati mortalità forniti dall'osservatorio di Unioncamere Sicilia. Possiamo affermare certamente che, nonostante la pandemia scoppiata nel marzo del 2020, che tanti danni e fallimenti ha portato, il 2021 è risultato un anno molto positivo, anche perché superiamo di poco la media nazionale, siamo a ridosso di importanti regioni e più avanti rispetto ad altre tradizionalmente più vivaci, dice Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia. Molte aziende proseguono un complesso e difficile percorso di resistenza e stanno facendo di tutto per provare a venire fuori dal tunnel buio. Noi imprenditori abbiamo il dovere di crederci fino in fondo e l'incidenza delle nuove imprese è un segnale di conforto. Crediamo che questo 2022 davvero possa essere l'anno decisivo per la ripartenza, conclude Pace. In testa alla speciale classifica per imprese registrate svetta ancora una volta Catania, dopo Palermo e Messina, seguite da Trapani che stacca Agrigento, Siracusa e Ragusa. Chiudono Caltanissetta ed Enna. Il tasso complessivo di crescita delle imprese in Sicilia è un dato di fiducia, dice Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia. Dai dati emerge che la forma giuridica maggiormente preferita è la società di capitale, con un tasso crescita pari al 4,07%, con una punta dello più 5,19% a Ragusa. In tutte le province siciliane i dati sono positivi sulle società di capitale, sottolinea, mentre in tutte le province registriamo numeri negativi nel tasso di crescita delle società di persone, con una media siciliana del meno 0,94%, unico dato positivo ad Enna con il più 1,4%. Infine dei dati dei vari settori emerge: commercio, ingrosso e dettaglio hanno 130.847 imprese registrate, costruzioni 52.308, attività manifatturiere oltre 31.000, attività servizi, alloggio e ristorazione oltre 31.000, attività professionale, scientifica, tecnica, imprese registrate 11.188. Da segnalare inoltre l'importanza del settore agricoltura, che in Sicilia conta 82.023 imprese con 133.116 addetti e che fa registrare nel 2021 un andamento piuttosto stabile. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Un furgone Iveco Daily è stato rubato a Canicattì. Il mezzo di proprietà di un operaio 55enne era stato lasciato posteggiato a mezzanotte circa in via Papa Giovanni XXIII. L'indomani l'amara scoperta è stato lo stesso operaio a recarsi dai carabinieri per formalizzare la denuncia di furto a carico di ignoti. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini cercando di identificare i malviventi che hanno portato via il mezzo. Loro fanno un tipo di bando che consente a qualunque canile, anche di altre regioni, di poter partecipare. E quello è quello che si è verificato in questo quarto bando. 3 siamo riusciti, anche con il supporto di tutte le associazioni animaliste, al ritiro. E questo quarto invece sta andando avanti e sembra che si siano aggiudicati 100 di questi cani, un canile di Taurianova. Quindi significa che sarà sotto la tutela della legge regionale calabrese e non la legge della regione siciliana, e che ci sono delle differenze sostanziali. Per fare un esempio, i canili della regione siciliana prevedono 400 posti, i canili della regione Calabria ne prevedono 1000, quindi la differenza anche in termini di qualità
sono completamente diversi. Le assegnazioni che erano state fatte negli anni procedevano attraverso proroghe. La proroga non può durare in eterno a dei termini di legge, per cui loro l'unica soluzione che vedono nell'immediatezza è quella di predisporre bandi non di assegnazione e gestione di un canile, ma di gestione degli animali, quindi un bando che assegna questi animali. È una cosa abbastanza triste. Noi avevamo anche proposto altre alternative. È chiaro che per fare un canile ci vuole tempo e noi come gruppo del Movimento 5 Stelle a livello nazionale abbiamo inserito con un emendamento nell'ultima legge di bilancio proprio per stanziare dei fondi anche per il Comune di Messina per istituire questo canile, ma ad oggi non ce l'abbiamo e allora si poteva anche procedere con gli affidi incentivati, cioè il Comune dava supporto con spese sanitarie e con le spese che riguardano il cibo e questi animali verrebbero assegnati alle famiglie, anche in maniera temporanea, nell'attesa che i processi vadano avanti e che finalmente si istituisca un canile comunale. Le associazioni dovrebbero essere coinvolte in questi processi, lo dice anche la stessa legge della regione siciliana, ma purtroppo qua il dialogo, questa amministrazione ha sempre avuto dei problemi a metterlo in atto. Ma è chiaro anche che in 4 anni non si è programmato nulla, se ci ritroviamo a predisporre sempre bandi con la stessa finalità, cioè quella di assegnare i nostri cani in giro per altre città e addirittura anche fuori regione. Non c'è stata mai la volontà di una programmazione seria. Chiaramente bisognava trovare una soluzione alle proroghe, ma si poteva sicuramente fare altro. Montante bis a Caltanissetta, l'udienza preliminare slitta a febbraio. Vediamo. Antonello Montante, l'ex leader degli industriali siciliani sotto processo in appello per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico, era ossessionato dall'imprenditore Pietro Di Vincenzo e lo sarebbe tutt'oggi. A dirlo in aula, proseguendo la discussione, l'avvocato Mirko Lamartina, che rappresenta l'ingegner Di Vincenzo, che si è costituito parte civile nel processo. Il legale ha poi detto che la sentenza di primo grado è stata brillante e anche la requisitoria del procuratore generale Giuseppe Lombardo. Il GUP Graziella Luparello è stata coraggiosa con la sua sentenza nei confronti di Antonello Montante, così ancora il legale Lamartina. Di Vincenzo si ritiene infatti essere vittima dell'imprenditore di Serra di Falco con accessi al sistema informatico, ma anche con una campagna denigratoria che fece scattare la misura di prevenzione alla confisca dell'ingente patrimonio. In primo grado, lo ricordiamo, Montante era stato condannato dalla GUP, oggi citata dalla difesa di parte civile, a 14 anni di reclusione. Intanto però slitta a Caltanissetta l'avvio dell'udienza preliminare per il caso sul cosiddetto Montante bis, a causa di alcuni difetti di notifica rilevati dai difensori degli imputati. Il giudice di Caltanissetta, Emanuela Carrabotta, ha disposto il rinvio dell'udienza al prossimo 1 febbraio. L'inchiesta vede imputate 13 persone. La procura ha chiesto il processo per l'ex presidente di Confindustria in Sicilia Montante, l'ex governatore Rosario Crocetta e gli ex assessori regionali alle attività produttive Maria Lobello e Linda Vancheri, l'ex presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro, l'imprenditore Rosario Amarù, l'ex commissario dell'IRSAP Maria Grazia Brandara, l'ex capo centro della DIA di Palermo Giuseppe D'Agata, l'ex capo della DIA Arturo De Felice, il capo della sicurezza di Montante Diego Di Simone Perricone, il vicequestore in servizio allo scalo di Fiumicino Vincenzo Savastano, l'ex capocentro della DIA di Caltanissetta Gaetano Scilla e l'imprenditore Carmelo Turco. Per gli inquirenti, Montante avrebbe gestito un giro di importanti corruzioni e avrebbe manovrato l'ex governatore Rosario Crocetta, i 2 assessori, burocrati e investigatori di alto profilo. L'ex numero 1 degli industriali siciliani avrebbe organizzato un'associazione a delinquere insieme alle persone già coinvolte nel primo processo chiuso in primo grado con condanne estremamente pesanti. Calcio in Serie D, rinviata a Giar Licata causa Covid, in eccellenza in programma partite importanti. Carmelo Lentini.
A causa del Covid-19 salta la gara di Serie D Girone I, valevole per la 19ª giornata tra Giarre e Licata. A comunicarlo è stata la Lega Nazionale Dilettanti a seguito di richiesta inoltrata dalla stessa società giarrese. La gara era in programma questa domenica 23 gennaio alle 14:30 allo stadio regionale proprio di Giarre ed è stata rinviata a data da destinarsi. Intanto si riparte con la prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone A. Il tabellone domenicale riserva scontri importanti, il cui esito potrebbe condizionare la classifica sia per il vertice che per la zona bassa. Per quanto riguarda le agrigentine, il Casaltermine del neotecnico Mariano Cordano affronta l'Ostico Castellammare. In queste settimane di stop la compagine granata si è allenata costantemente ed è intenzionata a ripartire con il piede giusto. Inizia invece fuori casa il cammino del Canicattì, il capolista solitario di questo girone A di eccellenza, e gioca in quel di Marsala contro una squadra che nel frattempo ha rafforzato i propri ranghi. La compagine canicattinese di Lillo Bonfatto è caricatissima e cerca la vittoria per confermare appunto la vetta della classifica. Incontro di cartello al Giovanni Bruccoleri, dove il locale Pro Favara era atteso da uno scontro titanico con l'Enna. Diciamo e sottolineiamo era, perché si sarebbe dovuta giocare questa gara dall'esito incerto, ma che purtroppo non potrà disputarsi per la positività di alcuni calciatori e quindi rinviata a data da destinarsi. Infine il derby del Gurrera tra l'Unitas Sciacca e l'Acragas, due compagini che hanno dato sempre vita a gare d'alta tensione. Con la compagine saccense giocano due ex di riguardo, il centrocampista Rosario Licata, specializzato nei tiri da fermo, e il bomber Peppe Sant'Angelo. Questo derby è stato affidato ad Adrian Lupischi di Albano Laziale, che un paio di stagioni or sono è transitato alla CAI, ma ci sono anche altri scontri importanti dall'esito incerto, come Mazzara Don Carlo Misilmeri, Nissa Parmonval che si gioca nel vecchio Palmintelli, Oratorio Marineo Mazzarese e Monreale Cus Palermo. E concludiamo con l'intervista al nuovo arrivato Jacopo Finessi, una seconda punta classe 2000, ex mezzolara in Serie D, Girone D, calciatore talentuoso e di grande prospettiva, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha giocato anche nel Padova e nel Legnano, poi l'esperienza in Portogallo con la maglia del Olanense. Ciao, intanto grazie. Niente, ho fatto un bel allenamento subito con la palla, mi sono ambientato, i ragazzi poi mi hanno fatto subito sentire a casa e non vedo l'ora di già poter scendere in campo domenica. Perché la scelta dell'Acragas? L'Acragas è una parte della città di Agrigento bellissima, ma innanzitutto una società che vuole ricominciare a fare il calcio che conta, ritornare in Serie D, perché no in Serie C, quindi il progetto è di portare veramente questa città e questa società dove merita. Per conoscerti meglio e farti conoscere anche ai tifosi, che giocatore sei? Sono un giocatore estroso, mi piace sempre provare la giocata, riconosco quando invece non bisogna farla, però mi piace far divertirmi, puntare l'uomo, mettere palla a gol, insomma essere un giocatore divertente da vedere e soprattutto efficace. Cosa ti aspetti da questa seconda parte della stagione? Mancano 15 partite, la classifica dice secondo posto a -3, quindi assolutamente portare a casa ogni domenica i 3 punti e arrivare alla fine a vincere il campionato. Un messaggio ai tifosi dell'Acragas. Si torna in Serie D il prima possibile, questo è il messaggio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.